Inizia in questo momento il match con i fratelli Bari Reggio Emilia che attaccheranno da destra a sinistra in completo Bordeaux. Risponde invece la Capitolina Marconi da sinistra a destra con il classico completo, maglia gialla, calzoncini neri e calzettoni gialli. Prima rimessa in gioco affidata a Valentini, il portiere classe 97 che ormai ha preso stabilmente il posto di Rossi Merighi, lungoreggente. Possesso Capitolina, il primo di questo match con Costi. Tenta subito la verticale alla ricerca di Cerchiari, non lo trova, sarà semplice rimessa in gioco. Gen Ito sul pallone, il giocatore giapponese con la maglia numero 3. Scarica per Dudu Costa, poi Aieta. Dall'altra parte Vezzani. Anzi, si tratta invece del capocannoniere Bruno Salerno. 8 gol per lui in 7 partite. Il sinistro intanto proprio del numero 13 che finisce direttamente tra le braccia dell'attentissimo Valentini. Capitolina che ha bisogno necessariamente di trovare la prima vittoria in campionato. Dopo 7 partite infatti sono arrivati soltanto 2 punti. La classifica si sta pian piano allungando. Dunque oggi è fondamentale per i ragazzi dello squalificato Beccaccioli trovare un successo. Vezzani rimette in gioco per Genito. Allora Dudu Costa con calma, il capitano dei fratelli Bari Reggio Emilia, anche per lui 7 gol in 7 partite in avvio. Non c'è fallo di Ugherani, tenta Aieta con il caschetto, il numero 15. La conclusione sulla rimessa laterale da parte di Dudu Costa, palla fuori ampiamente. Ugherani, Costi, ancora Ugherani, scambiano i due, prova l'1 contro 1 con Genito. Buono il filtrante per Cerchiari alla parte opposta, Cerchiari non trova il compagno, però ottiene un'ottima rimessa in gioco in zona alta. Va proprio Ugherani, nulla da fare, spera che se ne vada dalle parti di Valentini, il quale appoggia tranquillamente per Costi. Riparte la Capitolina con Pio, ancora Costi, alza la testa e serve Ugherani da quest'altra parte, poi Pio. C'è la pressione dei fratelli Bari Reggio Emilia, ritmi non altissimi comunque in questo primissimo avvio. 2 minuti sono passati, rischia un po' in pressione Costi, rimessa in gioco. Rimessa battuta da Dudu Costa, dall'altra parte l'appoggio per Salerno, gestisce il possesso la squadra ospite, poi il destro tentato da Dudu Costa, la parata di Valentini, poi Ugherani in contropiede, Pio prova Cerchiari, possibilità Capitolina in mezzo, il cross di Cerchiari. Ugherani non controlla adeguatamente, consentendo l'intervento facile a Vezzani. Salerno all'indietro, Dudu Costa, Genito, Bruno Salerno, tenta Dudu Costa dalla parte opposta di farsi spazio, l'ultimo tocco è di Cerchiari, sarà semplice rimessa in gioco per la squadra di Nunzio Checa, come detto a 5 punti, una vittoria in più della Capitolina Marconi che oggi potrebbe agganciare in caso di successo proprio la diretta rivale. Genito, 1 contro 1 tentato da Aieta, rientra poi Dudu Costa, alza la testa, prova la conclusione, trova l'opposizione corretta da parte di Costi, ancora rimessa. Il tocco per Salerno, poi Genito, Dudu Costa, la sua conclusione altissima ancora una volta. Costi, è entrato Becchi intanto al posto di Ugherani. Cerchiari,
il tocco in mezzo, Becchi, Costi alza la testa, poi preferisce servire Pio all'indietro, ancora Costi, il filtrante proprio per Pio, è buono, Pio non riesce però a trovare i compagni, aveva tentato il servizio per Becchi, il quale però non si è avveduto l'arrivo del compagno. Allora rimessa per i fratelli Bari con Gen Ito. Poi il colpo di testa di Ciaralli, che è tornato proprio quest'oggi dopo il lunghissimo infortunio che l'ha costretto a rimanere fuori per numerose partite. Poi il fallo commesso ai danni di Bruno Salerno sarà calcio di punizione. Andrà Dudu Costa ad incaricarsi della battuta di questo primo calcio di punizione in zona interessantissima per il destro del numero 11. Muro composto da Russo più Genito, il tocco in mezzo, prova lo schema la squadra di Fratelli Bari, sfera che rimane lì pericolosamente, poi la scivolata di Ciaralli risolutoria in fallo laterale, nulla di fatto dopo questo calcio di punizione dunque per i Fratelli Bari Reggio Emilia, che stanno attaccando però insistentemente da alcuni minuti. Dudu Costa prova a farsi spazio sull'auto di destra, la chiusura di Ciaralli, poi le contropiede avviata da Russo, prova ad andarsene nel 1 contro 1, trovando però l'opposizione pronta di Pittella. Andreucci all'indietro per Ciaralli, attende l'arrivo dei compagni, poi Russo, ancora Andreucci, c'è Becchi che si è abbassato nel frattempo, ancora Ciaralli però in orizzontale, questa volta va a servire proprio Becchi. Ciaralli, poi il filtrante in verticale tentato messa per Genito, all'indietro Dudu Costa, Bezzani, ritmi come detto non altissimi, entrambe le squadre sanno che la posta in gioco è alta, oggi una vittoria rimetterebbe in gioco nel discorso salvezza la Capitolina, viceversa una sconfitta condannerebbe al -6 nei confronti dei rivali la Capitolina contro Fratelli Bari Reggio Emilia. Attenzione all'azione intanto personale di Gianito, De Gianito si presenta tutto solo davanti a Valentini, colpisce però l'esterno della rete, non ci sono problemi per il numero 12 che era in traiettoria, ha provato l'avanzata, Gianito non è stata premiata però con il gol. Andreucci perde il possesso della sfera sulla pressione di Pittella e alla fine regala il possesso ai Fratelli Bari che se ne vanno con Bruno Salerno. Bruno Salerno sull'auto di destra guadagna una rimessa in gioco in zona alta, errore di Andreucci in fase di impostazione, Beccaccioli si arrabbia in tribuna, occhio a Pittella, il suo destro completamente sballato, c'è stata una deviazione secondo il direttore di gara, dunque sarà calcio d'angolo per gli ospiti che stanno spingendo, vogliono il gol del vantaggio. Il pallonetto, poi il destro ancora una volta di Dudu Costa, sballato, rimessa laterale, battuta da Russo, poi Becchi, Ciaralli, ancora Becchi, in orizzontale per Russo, perde il contatto con la sfera, poi la rimessa però è sua sul tocco di Dudu Costa. Ciaralli, il capitano della Capitolina Marconi, tornato come detto quest'oggi dopo la lungoreggenza, prova a guidare i suoi al successo, sbaglia intanto Becchi, si invola tutto solo Genito, poi Ciaralli, ottimo il disimpegno per Andreucci, si può scatenare le contropiede della Capitolina Marconi, si ferma Andreucci, serve in mezzo Russo, prova ad andarsene Russo, non c'è fallo, Ciaralli face to face con Pittella, Ciaralli prova il sinistro, si porta però la sfera ampiamente al di là della linea laterale del campo.
lamentava un'irregolarità Russo ai suoi danni. Non è stato così secondo il direttore di gara. Poi lo stacco di Becchi, palla buona per Bruno Salerno, prova Zenit, ancora Salerno in mezzo, il suo tentativo viene murato però dall'ottimo ripiegamento difensivo di Becchi, che poi forse commette fallo, si stava involando Dudu Costa, fallo commesso da Becchi. Bruno Salerno alla battuta del calcio di punizione, muro composto soltanto da Pio per quanto riguarda la barriera scelta da Valentini. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Bruno Salerno, uno schema, intercetta tutto per Ugherani che si invola nel controllo, viene strattonato da Genito, sarà calcio di punizione e cartellino giallo per il giocatore giapponese, ammonito per il fallo tattico. Ceralli sul punto di battuta va a discutere con Ugherani, forse ci sarà uno schema, si allontana Ceralli invece, vediamo chi sarà a battere, se Ceralli o Ugherani. Si allontana Ugherani, parte Ceralli con il sinistro, la parata di Vezzani. Palla ancora buona Pio, lo scambio con Andreucci, poi la rovesciata di Ugherani, palla fuori, occasionissima per la Capitolina Marconi. Dopo la parata da parte di Vezzani, attenzione al sinistro intanto di Bruno Salerno, c'è una deviazione, si accende il match, calcio d'angolo per i fratelli Bari Reggio Emilia che attaccano dopo il pericolo scampato. Il sinistro di Bruno Salerno, c'era solissimo Dudu Costa davanti a Valentini, riparte la Capitolina con Russo che viene fermato da Bruno Salerno in ripiegamento difensivo. Ugherani, Russo, Pio, provano l'1-2 i giocatori in maglia gialla, non si intendono però. È entrato intanto Biasini al posto di Russo, così come Cerchiari. Il possesso dei fratelli Bari con Bruno Salerno, attaccato da Cerchiari, cerca un compagno, lo trova in Pittella, Pittella avanza con il fisico, poi sterza sulla pressione. Attenzione a Dudu Costa, la chiusura di Ugherani. Bruno Salerno, il suo tentativo rimpallato ancora una volta, calcio d'angolo. Chiama lo schema Dudu Costa, si incarica Senese del corner. Dudu Costa, Pittella, lo scambio chiude tutto Russo. Attenzione ancora a Pittella però che tenta di farsi largo con il fisico, c'è poi il fallo ai danni di Biasini, calcio di punizione in favore della Capitolina Marconi, si arrabbia Pittella, c'è l'irregolarità però secondo il direttore di gara, dunque calcio di punizione che verrà battuto da Ugherani nella metà campo della Capitolina Marconi, nella zona difensiva, battuto per Cerchiari. Ugherani si libera male del pallone, regala una rimessa in gioco dalla parte opposta ai fratelli Bari Reggio Emilia. Pittella alza la testa, cerca il filtrante, prova la rovesciata Bruno Salerno, sarebbe stato un gol fantastico, riparte invece Ugherani, poi Pittella, il pallonetto, fase confusa del match, Cerchiari prova a mettere ordine, sbaglia anche lui però, occhio alle colpo di tacco per Pittella che si accentra, la chiusura ancora di Ugherani, Dudu Costa con calma,
per Senese, poi lo scambio con Bruno Salerno, alza la testa Bruno Salerno, Pittella prova la puntata sotto le gambe di Ugherani, che non si fa però sorprendere, sarà ancora rimessa in gioco, battuta subito dalle parti di Dudu Costa, ancora Costa. Cerchiari prova l'anticipo, lo trova, 1-2 con Pio, ancora Cerchiari tenta il tunnel ai danni di Senese che non abbocca la finta del numero 4 e allora Pittella sbaglia il controllo, regalando una rimessa alla Capitolina con Biasini. Si fa vedere Cerchiari, all'indietro invece il tocco per Pio, rientrata Costi e serve il numero 4 Cerchiari, poi l'indietro Biasini, Costi si ferma, rischia un po' Pio sulla pressione del neo entrato muto Cerchiari, Costi in verticale trova Biasini, poi Cerchiari prova a proseguire la sua corsa con la palla al piede, va in pressione su Vezzani, carica i suoi. Cerchiari, ottima la sua azione offensiva. Vezzani ha preferito non rischiare, spedendo il pallone direttamente in tribuna, anzi o meglio davanti alla panchina proprio degli ospiti. Pio, rimessa battuta dalle parti di Becchi, la deviazione di Pittella sarà ancora rimessa in gioco. Pio, rimessa in gioco all'indietro per la conclusione di Becchi, palla ampiamente alta. Pittella prova a rialzare i ritmi, la squadra ospite dopo qualche fiammata dalle parti di Valentini, però non sono arrivati pericoli. Muto, Pittella, scambiano i giocatori in maglia Amaranto, il destro di Senese rimpallata da Costi, ancora una volta rimessa laterale, sta per andarsene il primo quarto di gara, 10 al termine del primo tempo. In questo istante Becchi, Costi, è entrato Di Pascasio, il numero 9, Vezzani chiama la sfera e di testa prova a servire anzi un compagno, dall'altra parte invece Costi, recupera palla la squadra di Fratelli Bari, non c'è tocco di mano da parte di Pittella, si può giocare secondo il direttore di gara con Dudu Costa, si ferma da quest'altra parte del servizio, poi Costi riesce a rimpalare Senese, dall'altra parte Dudu Costa, ancora una volta un destro deviato in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa decide il direttore di gara, forse sarà semplice rimessa in gioco. No, è calcio d'angolo. Battuto fuori con Pittella del destro di controbalzo. Non ha problemi Valentini. Poco da segnalare in questi primi 11 minuti di gioco. 0-0 il risultato tra Capitolina Marconi e Fratelli Bari Reggio Emilia. È rientrato Ciaralli nel frattempo per i padroni di casa che se ne vanno con Di Pascasio. Sbagliato il tocco ai danni di Becchi che fa infuriare Beccaccioli in sottofondo in tribuna. Senese con la sola il tocco per Dudu Costa, Pittella dall'altra parte Becchi prova in contropiede, il tocco però è il suo, sarà rimessa in gioco ancora una volta per i Fratelli Bari. Anticipo di Becchi per Di Pascasio, Vezzani con calma ricomincia l'azione per i Fratelli Bari Reggio Emilia. Pittella sterza, serve dall'altra parte la corrente compagno che è Dudu Costa, la pressione di Ciaralli, il giro palla, Senese, Pittella, se ne va Dudu Costa, si trascina però la sfera oltre la linea laterale del campo.
Costi, Becchi, ancora Costi, Di Pascasio per Costi, se ne va bene Costi, cerca le filtrate in mezzo, Di Pascasio tutto solo, il vantaggio della Capitolina Marconi con Di Pascasio al 12° minuto del primo tempo. La squadra di casa mette la freccia 1-0. Time out nel frattempo richiesto da Nunzio Checa. Si ricomincia dunque con il punteggio che è cambiato 1-0, firmato Di Pascasio per la Capitolina Marconi. Gol al volo dopo il servizio di Costi, che ha trovato una deviazione, sfera che si impenna ed è bravo Di Pascasio a metterla in rete. Cerchiari, Gen Ito, l'unico ammonito del match finora, serve senese. Gen Ito, la chiusura di Russo che costringe l'avversario a portarsi la sfera fuori. Vantaggio Capitolina dunque al 12° del primo tempo. Boccata d'ossigeno. Pio, Ugherani, ancora Pio, Cerchiari, si impenna la sfera, il colpo di testa di Russo per Pio che non si avvede dell'arrivo della sfera, rimessa affidata ad Aieta, poi Senese in avanti, rimessa laterale per la Capitolina Marconi. Pio in avanti, non trova però Cerchiari, dunque rimessa laterale affidata ancora una volta a Dudu Costa per Bezzani, ancora Dudu Costa, la pressione di Ugherani, Bruno Salerno il suo sinistro, la deviazione di Valentini, ancora una volta calcio d'angolo. Battuto del corner, il destro, ancora una volta la parata di Valentini, poi il contropiede, Cerchiari è tutto solo contro Bruno Salerno, la copertura del numero 13 è perfetta, consente la comoda uscita a Bezzani. Bruno Salerno, ancora una volta gestisce bene il possesso, poi sbaglia Gen Ito. Non un approccio felice al match per il numero 3, non poteva ritoccare il pallone Bezzani. Calcio d'angolo per la Capitolina Marconi che respira, non avendo praticamente ormai rischiato di prendere gol. Sicuramente un possesso maggiore per i fratelli Bari Reggio Emilia, sotto di un gol grazie al vantaggio di Di Pascasio al 12°. Ugherani nella metà campo dei fratelli Bari Reggio Emilia. Cerchiari, il numero del numero 4, si porta la sfera fuori, si era presentato tutto solo davanti a Bezzani, l'arbitro però era lì e ha fermato tutto concedendo la rimessa in zona difensiva sull'out di sinistra ai fratelli Bari Reggio Emilia. È entrato Luca Ferrari nel frattempo per quanto riguarda i fratelli Bari Reggio Emilia. Bruno Salerno supera il centrocampo, Dudu Costa, le urla di Beccaccioli in tribuna. Dudu Costa prova ad avanzare sull'auto di destra, ancora il numero 11, buono però il recupero di Cerchiari, ancora non riesce a portarsi la sfera in avanti senza che esca, dunque battuta la rimessa. Dudu Costa, ancora la conclusione, ancora una respinta della difesa della Capitolina. Bruno Salerno prova a farsi spazio, la copertura di Cerchiari che mura il tentativo di conclusione del numero 13. Occhio al numero intanto bellissimo di Luca Ferrari che va giù sull'attacco di Cerchiari, chiede scusa il numero 4 e viene ammonito dal direttore di gara.
grande numero di Luca Ferrari. Calcio di punizione per i fratelli Bari Reggio Emilia. Dudu Costa sul punto di battuta. Arriva il fischio dell'arbitro, parte invece Bruno Salerno che tocca per Dudu Costa, poi Aieta. Buono lo schema per liberare al tiro il numero 15 che non è riuscito ad inquadrare lo specchio. Costi intanto il contropiede della capitolina con Becchi che si presenta tutto solo davanti a Bezzani, il quale deve uscire per evitare guai peggiori, spedendo il pallone in fallo laterale proprio sotto la panchina dei fratelli Bari Reggio Emilia. Cerchiari, anzi Ciaralli, va la battuta, poi prova la conclusione sul primo palo. Facile lettura di Bezzani. Aieta. Luca Ferrari, è entrato bene in partita, il numero 14. Prova il pallonetto alla ricerca di Bruno Salerno, è un'ottima idea. Poi sbaglia l'appoggio, Bruno Salerno non riesce a chiudere lo scambio con il compagno. Possesso ancora per i fratelli Bari Reggio Emilia nella propria metà campo con Aieta. Poi l'1 contro 1 di Dudu Costa, non c'è fallo di Costi. Attenzione però, perde palla il numero 10, si invola Dudu Costa, pallonetto bellissimo ed è il pareggio dei fratelli Bari Reggio Emilia con Dudu Costa, ottavo gol in campionato raggiunto Bruno Salerno. Pareggio qui al Palatulib, 1-1. Tutto da rifare dunque per la capitolina Marconi che si era abbassata troppo però dopo il vantaggio, andando a concedere il pareggio agli ospiti. Ciaralli, Becchi ha cercato tutti e tre avversari, perde palla, il contropiede 2 contro 1 con Pittella, dall'altra parte Bruno Salerno, la parata di Valentini, rischia la capitolina che paga il contraccolpo dopo il pareggio di Dudu Costa. Dudu Costa dunque ha pareggiato per i fratelli Bari Reggio Emilia dopo il vantaggio di Di Pascasio. Costi supera la metà campo, Becchi prova ad involarsi sull'auto di sinistra, non c'è fallo ai suoi danni, esce comodamente Bezzani che fa ripartire immediatamente Bruno Salerno con il sinistro. Bruno Salerno sterza, poi ha due avversari addosso, concede, anzi guadagna una rimessa laterale. Bruno Salerno, la bomba disinnescata da Valentini, tiro centrale comunque di facile lettura per il estremo difensore della capitolina Marconi. Pittella cerca il pallonetto, non trova però nessun compagno. Ugherani, riparte la capitolina. Cerchiari, il pallonetto in sua direzione, ancora Cerchiari. L'ultimo tocco è di Dudu Costa che disimpegna benissimo con Bruno Salerno. Dudu Costa, dall'altra parte Luca Ferrari, questa volta non passa, l'ultimo tocco è il suo, rimessa guadagnata molto bene da Becchi. Cerchiari, Becchi, anzi Andreucci, prova a farsi spazio, guadagna un calcio in angolo, anzi non secondo il direttore di gara. L'ultimo tocco è il numero 6 Andreucci. Attenzione a Luca Ferrari dalla parte opposta, brutto il fallo da parte di Becchi, ammonito il numero 23. Intervento davvero brutto, scomposto quello di Becchi, voleva fare davvero male al diretto avversario, il quale si rialza prontamente. Bruno Salerno si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione quando mancano poco meno di 3 minuti alla fine del primo tempo. 1-1 il risultato.
La lunga rincorsa per il mancino di Bruno Salerno. Cerca lo schema in direzione di Pittella, non trova però la soluzione sperata, dunque sarà rimessa laterale ancora una volta per i fratelli Bari Reggio Emilia. E dopo il pareggio stanno attaccando alla ricerca del vantaggio. Deve riprendersi necessariamente la Capitolina. Attenzione a Bruno Salerno. Poi Luca Ferrari. Pittella. Ancora Ferrari. All'indietro per Vezzani. Bruno Salerno, si allontana Ferrari, ne ha 2 addosso, il numero 13, poi Pittella. Serve Dudu Costa. Ancora Pittella, Cerchiari, sbaglia tutto. Il numero 10 dei fratelli Bari Reggio Emilia, prendendosi il rimprovero da parte di Checa. Becchi per il sinistro di Ogherani, deviato. Calcio d'angolo che verrà battuto da Ogherani. Pio prova la conclusione in mezzo. Era uno schema per Cerchiari che non è riuscito ad impattare la sfera verso la porta difesa da Vezzani. Il quale tocca per Pittella. Bruno Salerno. Gen Ito è rientrato del numero 3. Poi Bruno Salerno. La tocca per Dudu Costa, che cerca la conclusione di potenza, non trova lo specchio della porta, sarà semplice rimessa dal fondo, affidata a Valentini. Ugherani. Cerchiari. Becchi. Ancora per Cerchiari, esce bene Vezzani. Dudu Costa. Pittella. Lo schema ottimo per la corsa di Bruno Salerno, che non ci crede. Ma era davvero un'idea interessante quella di Pittella, palla che se ne va in fallo laterale, in zona difensiva per quanto riguarda la Capitolina Marconi. Ugherani sbaglia il passaggio, innescando il contropiede. Occhio a Dudu Costa, murato da Becchi. L'ultimo tocco è del numero 23 in maglia gialla. Ancora una volta tentativo murato da Becchi, rimessa affidata a Dudu Costa. Il pallonetto con Pittella, si ostacolano Pittella e Gianito. Poi lancio di Vezzani, la chiama Valentini, riesce però a tenerla in campo anche bene Dudu Costa. Riparte la Capitolina con Cerchiari, il gioco di suola di Cerchiari, rischia sulla pressione di Gianito, poi serve all'indietro Valentini. Pio era tutto solo dalle parti di Vezzani, non si è avveduto però di questo, non controllando bene il pallone e regalando al contempo la rimessa ai fratelli Bari Reggio Emilia. Tutto questo quando stanno scorrendo i secondi, ne mancano 44 per l'esaltezza alla fine del primo tempo, sempre 1-1 il risultato, frutto dei gol di Di Pascasio e Dudu Costa. Bruno Salerno prova ad involarsi, il cross in mezzo, la scivolata di Ciaralli, ottima, innesca il contropiede, 30 secondi alla fine, Becchi, 1 contro 1, prova la conclusione, Becchi, la parata di Vezzani in calcio d'angolo, si è disteso l'estremo difensore dei fratelli Bari Reggio Emilia. Grande parata sul tentativo di Becchi. Becchi gioca con il portiere di movimento, in questione è Ugherani. La Capitolina per quanto riguarda questi ultimi 20 secondi. Pio. Ugherani sbaglia il passaggio. Rientra Valentini.
Poi il passaggio sbagliato da parte di Alitia, il neoentrato giocatore del Kosovo. Tre secondi al termine, Costi. Ciaralli va alla conclusione. Arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. 1-1 alla fine del primo tempo con il gol di Di Pascasio e il pareggio di Dudu Costa. È iniziato il secondo tempo, si riparte dall'1-1 della prima frazione con i gol di Di Pascasio e Dudu Costa. Primo pallone per la Capitolina con Costi. Ugherani. Becchi, il portiere di movimento, prova il cross in mezzo a Cerchiari, non trova il compagno, ancora Becchi. Costi. Ugherani. Trova Ciaralli che prova la puntata in mezzo, poi difende la sfera che rimbalza pericolosamente nell'area di rigore. Ospite con Dudu Costa che aveva quasi effettuato un cross involontario in mezzo. Ugherani, Becchi, Costi. Ugherani, prova Cerchiari. Con calma per Costi, ancora lo scambio con Becchi. Costi trova la verticale per Ciaralli. Poi il pallonetto errato di Dudu Costa. Becchi all'indietro per Costi, prova ad alzare i ritmi nella ripresa. La Capitolina, Ciaralli sbaglia il controllo, occhio al lancio di Vezzani. Costi prende posizione e spara in avanti il pallone. Occhio a Bruno Salerno, l'entrata Valentini per la Capitolina in porta, attenzione allo scambio con Genito, il destro a fil di palo, palla fuori. Chiama lo schema Valentini. Ugherani, Cerchiari anticipato, poi trova un buon varco, ancora Cerchiari, fermato da Pittella. Dudu Costa, un tocco così e così. Bruno Salerno, Genito, se ne va Pittella sull'auto di sinistra, pallonetto dalla parte opposta per Dudu Costa. Bruno Salerno si porta la sfera sul sinistro, la scivolata regolare di Ugherani che riparte in contropiede, 2 contro 2. Ugherani, il destro di Cerchiari. Pezzani mette in calcio d'angolo, grande transizione offensiva della Capitolina Marconi con Ugherani che intanto è costretto ad uscire, poi rientra, aveva perso probabilmente un parastinco. Di Pascasio, autore del gol del vantaggio. Ugherani va alla conclusione in porta, rimpallata in fallo laterale. Sempre 1-1 il risultato. Al gol di Di Pascasio ha risposto Dudu Costa nei primi 20 minuti. Ugherani all'indietro Costi, lancio in avanti di Ugherani per Cerchiari, anticipato all'ultimo istante da Genito. Sarà calcio d'angolo alla destra della porta, difesa da Vezzani. Costi per Ugherani, non trova però il varco giusto, spedisce invece la sfera fuori. Genito, Ugherani con la mano, lo vede l'arbitro, sarà rimessa, sarà calcio di punizione, scusate, per i fratelli Bari Reggio Emilia. Pittella per Dudu Costa, filtrante Bruno Salerno, si deve girare, non ha spazio, allora ricomincia con le parti di Genito. Dudu Costa, ancora Genito, Pittella si allarga, chiama il pallone, prova il face to face con Costi, duello tra numeri 10, prova Pittella, murato da Di Pascasio, riparte la Capitolina con Cerchiari, buono il gioco di gambe, poi Ugherani, Di Pascasio, Costi, pallonetto dalle parti di Di Pascasio, la lettura difensiva ottima di Genito, il lancio di Pittella è sbagliato.
Un po' di errori in fase di impostazione da ambo le parti. Ugherani alza la testa, poi serve Di Pascasio. Ancora all'indietro per Costi. Ugherani in orizzontale, rischia tantissimo la Capitolina con Pittella, l'anticipo del numero 10, è il suo l'ultimo tocco. Lancio in avanti per Cerchiari, 1 contro 1, Cerchiari, la copertura di Bruno Salerno. Palla out. Il filtrante dalle parti di Genito, la chiusura di Cerchiari in calcio d'angolo, anzi è stato il numero 3 l'ultimo a toccare, no, secondo il direttore di gara è corner. Ancora un tocco di Ugherani, rimessa per i fratelli Bari. Dudu Costa sul secondo palo, Bruno Salerno si coordina, riparte Ugherani che non si intende con Costi. Ancora una rimessa regalata ai fratelli Bari Reggio Emilia. Bruno Salerno si fa spazio, prova la conclusione con il destro. Valentini, rimessa dal fondo, ritmi bassi nella ripresa. Becchi risolve la situazione regalando però la rimessa ai fratelli Bari. Bruno Salerno scambia con Dudu Costa, poi Luca Ferrari, buono il suo impatto nel primo tempo. Becchi va a vuoto, ingannando però anche il diretto avversario in questione, Bruno Salerno. È rientrato Andreici per quanto riguarda la Capitolina, fallo e calcio di punizione per la squadra di casa. In scivolata Andreucci, pesca Becchi, in mezzo la possibilità per Pio, la parata di Vezzani, ottima chance per la Capitolina Marconi. Becchi prova ad andarsene sul fondo, si trascina però la palla oltre la linea blu. Quarto minuto della ripresa, sempre 1-1 tra Capitolina Marconi e Fratelli Bari. Occhio a Bruno Salerno che prova ad accentrarsi con il sinistro, la scivolata di Andreucci, risolutoria, mette palla in fallo laterale. Pittella, Luca Ferrari se ne va sull'auto di destra, Russo lo chiude, ma Ferrari è bravissimo a far carambolare la sfera sui piedi di Becchi. Calcio d'angolo per la squadra ospite. Calcio d'angolo battuto, Ferrari, la chiusura di Andreucci. Messa battuta all'indietro, Pittella prova la conclusione, Velleitaria ampiamente sul fondo. Becchi per Russo, fa rimpallare la sfera sui piedi di Ferrari che suona la carica per quanto riguarda i fratelli Bari Reggio Emilia. Pio in orizzontale, Becchi, ancora Pio, ha avuto una grande chance per il 2-1, poi il verticale intercettato da Vezzani, ancora Becchi, ha un po' di spazio, Becchi per Russo, perde la sfera, ancora Becchi, la scivolata per Valentini che senza rischiare spedisce la palla fuori in fallo laterale. Ha perso il controllo Russo.
Poi la conclusione murata tentata da Alitia. Pittella. Se ne va Bruno Salerno, mette in mezzo per Alitia, che non ci ha creduto, consentendo l'intervento comodo a Valentini. Rilancia in avanti, sbaglia anche Vezzani. Ugherani in mezzo sul secondo palo, Becchi, e il gol della Capitolina Marconi. Si è fatta sorprendere la difesa ospite, l'esultanza di Becchi. 2-1 al 6° minuto della ripresa. Si riporta dunque in avanti la Capitolina Marconi con il gol di Becchi, abile a sfruttare l'ampio cross di Ugherani sugli sviluppi di un fallo laterale. Si è fatta però sorprendere ingenuamente la difesa di Fratelli Bari Reggio Emilia. E dunque 2-1 per i padroni di casa, che provano adesso a gestire il vantaggio. Nel primo tempo troppo fragili in difesa, adesso vediamo come reagirà. Cerchiari in pressione, poi Alitia prova il destro, la copertura di Ugherani, che riparte in contropiede servendo Cerchiari, face to face con Alitia, poi Ugherani, il verticale, il fallo di ostruzione ai danni di Cerchiari, non è ravvisato però dal direttore di gara. Allora ancora il contropiede dei Fratelli Bari, fallo di ostruzione di Cerchiari, anzi di Ceralli, calcio di punizione subito battuto. Alitia 1 contro 1 con Costi. Dudu Costa. Cerchiari prova ad andare in pressione su Dudu Costa, poi Ferrari contrastato da Costi. C'è il fallo ai suoi danni da parte di Costi e Ceralli, calcio di punizione. Tutto pronto per il calcio di punizione, muro a 2. Per quanto riguarda la Capitolina Marconi, si allontana adesso Becchi, rimane soltanto Cerchiari in barriera. Chiama lo scanna Bruno Salerno. In orizzontale, riparte però in contropiede la Capitolina con Ugherani. La transizione perfetta di Ugherani, le cross in mezzo per Cerchiari, che si divora il gol del 3-1. Errore grossolano di Cerchiari su una grande azione di Ugherani. Recupera intanto ancora Becchi, l'errore, contropiede 2 contro 1. Dudu Costa per il sinistro di Bruno Salerno, la parata di Valentini, calcio d'angolo, sale il ritmo finalmente al Palatolib al 7° minuto della ripresa. Il risultato è di 2-1 per la Capitolina Marconi. Il sinistro di immuto, deviazione, calcio d'angolo, si dovrà ripetere il corner. Calcio d'angolo battuto dalla parte opposta, si coordina Dudu Costa, la respinta della difesa, contropiede Cerchiari, Ugherani, ancora il filtrante intercettato. Rimessa Capitolina, esce Cerchiari, entra Di Pascasio.
Ugherani, Costi, bellissimo il lancio, deve uscire Vezzani di testa e mettere palla in fallo laterale. Ugherani, Di Pascasio, ancora Ugherani, tenta la conclusione con il sinistro. Prova a reagire la squadra ospite dei Fratelli Bari Reggio Emilia. Senese per Bruno Salerno, prova ad accentrarsi il numero 13 Muto. Dudu Costa, il numero, lo scambio che non riesce con Bruno Salerno. Rimessa però ancora per i Fratelli Bari con Muto. Senese, ancora il numero 13 Bruno Salerno, trova la conclusione con il sinistro, sarà ancora calcio d'angolo. Sosteneva di aver toccato il pallone quando aveva già varcato la linea di fondo del campo, non è così però secondo il direttore di gara, che ben appostato, che ha comandato il corner per i Fratelli Bari, battuto dalle parti di Bruno Salerno. Si abbassa Muto e riceve sulla pressione di Becchi, però deve ricominciare da Vezzani. In verticale Bruno Salerno, Dudu Costa, il colpo di testa di Muto, ancora Dudu Costa, va con il destro Murato, Di Pascasio, contropiede per la Capitolina. Di Pascasio non riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco, sarà rimessa laterale per i Fratelli Bari. Chiama il pallone Muto che prova a spronare i suoi. Un po' molli in questa ripresa, disattenti. Attenzione al contropiede, Becchi prova ad involarsi, l'ultimo tocco è di Muto che chiamava l'uscita di Vezzani, che non è arrivata, allora ha dovuto spedire la sfera in fallo laterale. Ugherani si gira bene in mezzo all'area di rigore e trova il gol del 3-1, ancora una volta su azione di rimessa laterale. La Capitolina Marconi trova il doppio vantaggio al 9° minuto del secondo tempo. Ennesima disattenzione difensiva dei Fratelli Bari Reggio Emilia, che costa carissima. 3-1 Capitolina. Intanto il direttore di gara va a parlare con l'altro arbitro. Riparte l'assalto dei Fratelli Bari Reggio Emilia dopo il colloquio tra i due direttori di gara. Anticipo di Becchi, uno dei migliori in campo sicuramente per quanto riguarda la Capitolina Marconi. Se ne va intanto Senese, sfera che rimane pericolosamente in area di rigore tra i piedi di Bruno Salerno, che non ne approfitta, consentendo ancora una volta l'uscita facile a Valentini. Becchi intanto si infila ancora, Becchi indiavolato, palla fuori, non di molto. Ottimo l'approccio alla gara del numero 23 della Capitolina Marconi, che ha trovato il gol del 2-1. Sta giocando davvero un'ottima partita. Ugherani, c'è il fallo su di lui, calcio di punizione per la Capitolina Marconi. Lancio in avanti di Valentini, non trova compagni.
Muto per Senese, ancora Muto in orizzontale. I fratelli Bari Reggio Emilia non stanno riuscendo a reagire dopo il doppio vantaggio trovato dalla Capitolina Marconi poco fa con Ugherani. Il colpo di testa di Andreucci che mette palla in fallo laterale. Poi Aieta si riprova la squadra ospite, ancora Aieta in mezzo, il cross non arriva, Muto sul pallone, sarà semplice rimessa laterale per la Capitolina Marconi. Chiama all'ordine Budoni dalla panchina, il lancio in avanti per Costi che pesca Pio tutto solo davanti a Bezzani, il destro di Pio, palla alta. Grande giocata però di Stefano Costi. Intanto il lancio ottimo per Bruno Salerno che si presenta tutto solo alle parti di Valentini. Grande parata del portiere di casa. Occhio al calcio d'angolo, Becchi, intervento di testa, l'ultimo tocco è il suo, dunque rimessa per i fratelli Bari Reggio Emilia con il Muto che appoggia all'indietro Bruno Salerno, è uscito Dudu Costa, quindi ci prova con la punta il numero 15 Aieta, ancora rimessa laterale Bruno Salerno con il suo mancino, serve Senese, poi ancora Bruno Salerno, gli gira intorno Muto con l'esterna, serve invece da quest'altra parte Aieta, ancora un cross rimpallato da Becchi, sicuramente tra i migliori come detto per quanto riguarda la Capitolina Marconi. 8:30 al termine, sempre 3-1 per la squadra di Beccaccioli. Intanto il destro, il gol da parte di Senese, la riapre all'improvviso la squadra di fratelli Bari Reggio Emilia, 3-2 alla Palatolib. Doccia fredda per la Capitolina che sembrava essere in pieno controllo, poi il destro fulmineo di Senese è andato a trovare l'angolo basso alla destra di Valentini. Bruno Salerno ha ripreso coraggio alla fratelli Bari Reggio Emilia. Ciaralli, buono il suo intervento difensivo, Pio, ma spazio, deve ricominciare da Ugherani. Costi, Pio, fallo ai danni di Pio, si arrabbia Senese, calcio di punizione però per i padroni di casa, in vantaggio di un gol. Costi per Ciaralli, ancora Costi, la verticale per Ciaralli, non trova però il compagno Ugherani. Bruno Salerno, si riprovano i fratelli Bari Reggio Emilia. Il tacco intanto per Dudu Costa, chiuso da Pio e Ugherani, ma con la punta direttamente fuori. Valentini ha fatto ripartire i Costi, il taglio di Pio, non viene servito il numero 2, allora ancora Costi, viene servito adesso Pio, Ugherani, Pio, Costi, Ugherani, il tentativo con il destro, non è il suo piede e si vede, palla fuori. Bruno Salerno con la spalla, serve la corrente Muto che va alla conclusione, deviata da Costi. Calcio d'angolo per i fratelli Bari Reggio Emilia. Dudu Costa in mezzo allo scambio con Bruno Salerno, ancora Costa, palla fuori. Costi per Cerchiari, è entrato adesso al posto di Pio, hanno rischiato
i ragazzi in maglia gialla. Rimessa capitolina con Ciaralli. Costi cerca Cerchiari, non lo trova. Lancio in avanti, il colpo di testa di Costi, poi Ciaralli si coordina con il destro, cicca però la sfera, rientra intanto Genito per Senesi, l'autore del gol del 3-2, che sta rianimando questo finale di gara. 6:30 al termine, sempre 3-2. Genito, Pittella, Camella, movimento dei compagni, Genito, Dudu Costa prova a duettare con Genito, poi Bruno Salerno scivola Cerchiari, la scivolata di Ugherani. Rimessa capitolina, grande partita anche di Gabriele Ugherani. Gioca con il portiere di movimento alla capitolina Marconi in questo frangente, sempre Becchi a ricoprire le veci dell'estremo difensore. Rientra però nel frattempo Valentini. Pittella, fase cruciale del match. Il velo involontario di Costi inganna anche Bruno Salerno. Costi, Ugherani, in verticale trova Pio, un po' di spazio, Pio cerca il cross sul secondo palo, c'era Cerchiari ben appostato. Becchi, in avanti con la spalla Cerchiari, la grande parata di Vezzani. Pio, calcio d'angolo battuto per Ugherani, lo stop perfetto con il sinistro, serve all'indietro Costi. Sulla linea mediana Pio, ancora in orizzontale per Ugherani, trova un po' di spazio Becchi, il suo tentativo per Cerchiari viene intercettato, occhio al cross in mezzo, Costi libera la sfera con il destro dall'area di rigore. In avanti, bravo Costi a non far girare Bruno Salerno. Meno di 5 minuti al termine, la rabona di Ugherani. Cerchiari, un po' di spazio, ancora una volta la parata comoda di Valentini sul rinvio di Vezzani. Ugherani, il pallonetto ottimo per Pio, c'è solo sul secondo palo Cerchiari, viene servito, rientra però la difesa ospite e Pittella risolve mandando il pallone di testa fuori dal campo. Rimessa battuta all'indietro dove c'è Costi che può ricevere in tranquillità, scarica per Becchi, chiama il time out Checa. Si torna a giocare dopo il time out richiesto dai fratelli Bari Reggio Emilia, che giocano con il portiere di movimento, in questo caso Alitia. Rientra però Vezzani per difendere Pio. Costi in verticale il tentativo, rientra Alitia. Muto supera adesso la linea mediana del campo, tutta riversata in avanti. La squadra ospite, 3 minuti e mezzo al termine, intanto il cross in mezzo, Pio intercetta, la porta è vuota, il destro di Ugherani, palla fuori, rischia il club emiliano. Muto,
Alitia, ancora Muto, scambiano i due. Poi Pittella trova la posizione di Costi, ancora Alitia. Muto, Bruno Salerno, buono, libera il tiro Muto, che svirgola clamorosamente, rientra Vezzani, lo schiama Valentini. Costi per Pio, 2 minuti e 55 secondi al termine. Rientra Alitia. Alitia, Muto, Pittella, sguardo in mezzo, Pittella ancora per Muto, ha confuso forse l'arbitro con un compagno di squadra, fatto sta che ha regalato una rimessa in gioco dal fondo a Valentini con le mani lungo alla ricerca di Cerchiari, l'anticipo di Vezzani. Rientra Alitia. Poi il destro di Lulu Costa, Cerchiari chiede la rimessa in gioco, non la ottiene, a disposizione invece dei fratelli Bari Reggio Emilia. Rimessa battuta, Bruno Salerno, uno sguardo al cronometro che dice che mancano 2 minuti in questo istante al termine. Sempre 3-2 per la Capitolina Marconi. Occhio alle cross in mezzo, intanto Cerchiari rischia l'autorete. C'è un'ammonizione intanto. C'è un giallo per Vezzani. Calcio d'angolo per i fratelli Bari Reggio Emilia all'assalto del Fortino giallo-nero. Alitia trova Muto, ancora Alitia, si fa vedere Pittella sull'auto di sinistra, occhio al cross in mezzo, Muto non controlla bene, Costi trova sul secondo palo, anzi ci prova almeno Cerchiari, nulla da fare. Pio non commette fallo ai danni di Bruno Salerno. Pittella si libera al tiro, poi il pallonetto di Cerchiari, anzi era Ugherani probabilmente, non trova lo specchio della porta. Intanto il lancio in avanti di Alitia colpisce il soffitto del Palatulib. Chiama il time out Budoni. 1 minuto e 16 al termine del match. Capitolina Marconi in vantaggio per 3-2. Si deve ripetere la rimessa, anzi viene fischiato forse un controfallo. No, si deve semplicemente ripetere. C'era un segno di scarpino sul parquet del Palatolib, prontamente rimosso. Si può ricominciare a giocare adesso con la rimessa di Ugherani. In mezzo Cerchiari, ennesimo errore del numero 4, ennesimo errore in fase difensiva su un'azione di rimessa laterale da parte della difesa ospite. Che errore di Cerchiari, però, che avrebbe potuto davvero chiudere la partita in una fase delicata come questa del match.
Ugherani, dall'altra parte Costi, prova il destro Costi, palla fuori, sbaglia in fase di impostazione la squadra ospite. 1 minuto e 4 secondi al triplice fischio. Capitolina Marconi che gestisce il vantaggio. Intanto occhio alla rimessa, questa volta però non crea pericoli Cerchiari dalle parti di Vezzani. Lancio in avanti, l'anticipo di Costi che si trascina però la sfera al di là della linea laterale del campo, rientra Alitia. Bruno Salerno, muto, 55 secondi al termine. Momento delicatissimo del match. Costi lascia sfilare la sfera in fallo laterale. Verticale di Costi per Pio, difende il pallone Pio sulla pressione, poi subisce un colpo il numero 2 da Pittella, rimane a terra, l'arbitro ferma il gioco. Battuto il calcio di punizione Alitia, occhio al cross in mezzo, rimpallato poi il tentativo di Ugherani, non inquadra ancora una volta lo specchio della porta. 29 secondi separano la Capitolina Marconi dalla prima vittoria in campionato. Cerchiari sbaglia in pressione, occhio a Bruno Salerno, una transizione offensiva, poi il tentativo con il destro, il pareggio dei fratelli Bari Reggio Emilia con Dudu Costa a 22 secondi dal termine. Forse c'è il tocco di Muto, fatto sta che a 22 secondi dal termine è 3-3 al Palato Live. Chiama a raccolta i suoi Bruno Salerno, 20 secondi al termine. Costi, Ugherani in orizzontale, Cerchiari, Ugherani tenta il numero, si porta la sfera fuori. Vezzani, lancia in avanti, porta sguarnita, il colpo di testa, rischia la Capitolina addirittura il gol del 4-3. Bruno Salerno, 7 al termine. Pittella, occhio in mezzo, poi carica il destro Alitia, palla fuori. Probabilmente l'ultimo tentativo della gara. Becchi, lancio lungo in avanti. Non c'è più tempo al Palato Live. Finisce 3-3 tra Capitolina Marconi e Fratelli Bari Reggio Emilia. A 22 secondi dal termine il pareggio di Muto. Per quanto riguarda gli ospiti, un punto a testa che sicuramente fa più comodo agli ospiti. Capitolina Marconi ancora ancorata al penultimo posto in classifica.